Ci saranno più sanzioni e beccheremo sicuramente i furbetti che per troppo tempo sono rimasti, hanno eluso le nostre norme. Giro di vite contro gli ecofurbi. A Mogliano Veneto arrivano gli ispettori ambientali. 500 euro la multa per coloro che abbandoneranno i rifiuti fuori dalle piazzole ecologiche. 100 euro per chi non raccoglierà le deiezioni del proprio cane. Saranno 8 gli operatori in borghese messi a disposizione dalla Veritas, la società che si occupa dello smaltimento dei rifiuti nel comune. Lavoreranno per 2 giorni alla settimana con un turno di 7 ore e lavoreranno nell'arco delle 24 ore, cioè anche la sera e anche la mattina presto. I turni saranno a rotazione in giorni non fissi. Gli ispettori rivestiranno lo status di pubblico ufficiale, potranno quindi accertare e sanzionare i cittadini che non rispetteranno le regole in materia ambientale. Sono stufo, ne ho le scatole piene di quei furbi che abbandonano i rifiuti in città, non solo di loro ma anche chi va col cane e abbandona qualcos'altro nei nostri parchi. Giustamente finalmente è arrivato il momento di sanzionarli. Ogni ispettore ambientale avrà un proprio tesserino di riconoscimento. Nel territorio comunale controlleranno gli ecofurbi anche gli agenti della polizia locale.